Questo è ciò che resta di un Orthoceras, un organismo invertebrato molto abbondante nelle rocce del Siluriano. Questa roccia viene dal Siluriano della zona di Monte Cocco, sopra Ugovizza. Gli Orthoceras, gli Ortoceratidi, erano dei cefalopodi, quindi dei lontani parenti delle attuali seppie, dei nautili, caratterizzati da un guscio esterno come quello del nautilo. Erano molto stretti come parenti con i nautili, e questo guscio era caratterizzato da una serie di setti all'interno che lo divideva in camere, e queste camere servivano per galleggiare, servivano per potersi alzare e abbassare sul livello del mare. Questi organismi li troviamo abbondantemente in tutta l'area mediterranea, tant'è che danno origine informalmente al nome di una roccia, un gruppo di rocce che sono molto diffuse nel Siluriano mediterraneo, cioè i cosiddetti calcari Orthoceras.